I volontari della Croce Rossa schierati ai lati dell'ingresso della chiesa di San Zenone, due ali che accolgono al suo arrivo la bara, i fiori, la divisa, le fotografie e quegli occhi che ancora leggono nell'animo degli altri. È un addio doloroso, contro natura, quello che i familiari, gli amici, i colleghi di studio danno a Elisa Girolametto, 19 anni appena, morta nell'auto fuori strada e in fiamme ad Altivole. In 500, tra la chiesa e il sagrato, il papà Diego, la mamma Marina si fanno coraggio a vicenda, poi lui, in divisa, prende la parola con accanto una delle altre due figlie. Il destino ti ha strappato troppo presto dal nostro braccio, ma il ricordo che il tuo spirito resterà sempre in noi. Orgogliosa della persona che sei diventata, delle scelte che hai fatto, di aver seguito le mie orme e di averti trasmesso la passione. È un lungo ripercorrere i piccoli gesti quotidiani, i passi compiuti da Elisa per diventare la donna che voleva essere, gli studi da infermiera, il volontariato tra Croce Rossa e donatori del sangue, i figli che voleva avere. Il tuo sorriso e i tuoi occhi erano ciò che ti rendevano stupendo. Mi manchi troppo, ti voglio bene. La commozione spezza le parole del fidanzato Giorgio. Non penso di essere pronto a lasciarti andare quest'oggi, ma almeno ci provo. Adesso vai, stai lì, fai buon viaggio e quando avrai bisogno di me cercami, sai dove trovarmi, io ti cercherò sempre. Il feretro esce, il dolore della piazza si scioglie in un applauso, un abbraccio ad Elisa, un grazie per i tanti doni che nella sua brevissima vita ha fatto agli altri.